Baci e abbracci dalla Venezia di domani. Sono 10 cartoline dal futuro, quelle che il giovane artista Lucio Schiavon ha realizzato per illustrare il libro scritto da Giulio Giuliani, Venezia, cartoline inedite. È un testo che racconta con parole e immagini una città nuova, moderna, vivibile, un'area metropolitana verde e funzionale come potrebbe diventare Venezia se solo alcune delle opere di cui si parla ormai da anni venissero realizzate. Negli spazi della Galleria San Lorenzo di Mestre, il libro è diventato una mostra, un videoviaggio attraverso quartieri di case galleggianti, torri nel centro di Mestre, fermate della sublagunare e altri prodigi. Pensi che questo sogno riuscirai a vederlo realizzato? Ma spero di sì, ci sono alcuni grandi appuntamenti che forse abbiamo rischiato di perdere, ad esempio le Olimpiadi del 2020, se fossero state a Venezia, avrebbero sicuramente portato alla realizzazione di alcune delle grandi cose di cui si parla da tempo. Penso alla Porta di Gheri all'aeroporto, questa immaginifica struttura che è raccontata da una cartolina e che sarebbe stata sicuramente realizzata se avessimo avuto le Olimpiadi. Adesso si parla di Venezia Capitale della Cultura 2019, Venezia con la sua parte di terraferma soprattutto, anche quella potrebbe essere un'occasione grande per realizzare le cose di cui la città ha bisogno. E allora andiamo a conoscerla insieme, questa Venezia di domani o di dopodomani? Volentieri. Partiamo dalla prima cartolina che riguarda il Mose. Sì, l'idea è che il rinascimento della città nasce quando la città ha saputo vincere il fuoco, nel senso che ha saputo ricostruire la Fenice. Credo che sia stato un segno grandissimo di forza, di capacità di ritrovare se stesso, di ridarsi il gran teatro che avevamo perduto. Vinto il fuoco, la città deve vincere l'acqua, non c'è alternativa al fatto di salvarla dalle acque alte e di dare alla città la possibilità di vivere normale. Il Mose ha creato molte polemiche, secondo me la cosa fondamentale, ed è quello che vuol dire questa cartolina, è che il Mose, al di là del fatto che possa servire quando c'è l'acqua alta, serve anche a rendere nuovamente vivibile la laguna. È una possibilità di tornare ad appropriarsi di un luogo come quest'altro luogo che è l'Arsenale di Venezia, tornare a riappropriarsi dei nostri luoghi. L'Arsenale di Venezia è una fabbrica, qui nascevano le grandi navi della Serenissima, qui c'erano le turbe degli arsenalotti che lavoravano tutti i giorni, adesso ha rischiato di essere un luogo abbandonato. Il futuro di Venezia prevede un arsenale vivo, in cui tornino a insediarsi attività operative, persone che lavorano, persone che vengono da fuori e rendono viva la città. Un arsenale vivo è il simbolo di una città viva e abitata. La terza cartolina rappresenta quella che potrebbe essere realizzata all'aeroporto, questa gigantesca porta che dovrebbe far accedere alla città. Arrivare in aereo a Venezia quando ci sarà la porta realizzata dall'architetto Gheri, queste gigantesche vele stese tra il cielo e l'acqua. Ecco, arrivare in questa porta, in questo aeroporto, potrebbe voler dire cancellare tutti i miti di una Venezia decadente. La Venezia del domani è la Venezia che sa offrire anche le opere di grandissima architettura, anche opere che sono visionarie nella loro struttura, ma che danno il segno della vitalità della città, che non è ferma all'architettura dei secoli passati, ma che si dà opere di grande contemporaneità. E poi la parte della Venezia di terraferma. Ripeto, non si tratta solo di strutture, ma si tratta anche di idee. Venezia è città d'acqua e città di terra. La parte di terra ha bisogno di grandi segni e queste tre torri che sorgeranno nell'area dove sorgeva l'Umberto I, il vecchio ospedale, ecco, queste tre torri potrebbero essere davvero un domani il simbolo della città. E arrivare a Mestre e quindi avvicinarsi a Venezia anche in treno significherà vedere queste tre torri da lontano e anche guardare a Mestre dal centro storico significherà vedere queste tre torri. Queste tre torri sono il segno della dignità della città di terraferma del domani. Poi un'idea forse la più visionaria eppure già realizzata in tante altre città, cioè quartieri sull'acqua. Ad Amsterdam ci sono, se andiamo nelle città del nord ci sono quartieri, cioè luoghi dove si costruiscono case che stanno sull'acqua, dove
questa idea di mettere insieme l'abitazione e l'acqua può essere costruita meglio se non a Venezia. Venezia è città che nasce sull'acqua, quindi quartieri sull'acqua, e poi il simbolo che rappresentano, il segno che danno questi quartieri è che se sono nati è perché Porto Marghera è stata bonificata, perché è possibile vivere nella laguna che un tempo era inquinata, e quindi il domani è di una laguna che sia di nuovo vivibile e anche abitabile. La sublagunare è il simbolo dei collegamenti che devono esserci, questa città stranissima, questa città arcipelago, questa città divisa in tante parti eppure bella perché divisa in tante parti così diverse, deve essere ricucita, però non si può vivere, non si può lavorare, non si può avere attività produttive se non si hanno collegamenti, se non ci si può spostare da una parte all'altra della città. Quindi la sublagunare è il segno del voler ricucire le parti della città e far sì che si possa da Mestre andare a bere il caffè in piazza San Marco e così riconquistare anche per i cittadini la parte più nobile, la parte storica della città, ma anche da Venezia venire a Mestre per lavoro deve essere più semplice. E una nuova attenzione deve esserci anche rispetto alla grande potenzialità della città che è il turismo. Noi abbiamo una città che è abitata dai veneziani, ma una città che è abitata dai turisti, perché sono tantissimi ogni giorno. Il Palazzo del Cinema, il nuovo Palazzo del Cinema che sta per essere costruito al Lido, è il simbolo di questa forza anche sul fronte del turismo, è il simbolo che questa città è forte, è attiva, si dà delle sfide, costruisce cose nuove per se stessa ed è di nuovo in prima fila nelle politiche culturali, nelle politiche del turismo. La Mostra del Cinema è un'eccellenza, questo nuovo palazzo dimostra che il cinema è a Venezia e credo che sia un segno importante. Sempre a proposito di politiche del turismo e di convivenza tra turisti e cittadini, una piccola idea, forse un po' folle, forse la più difficile da capire e da comprendere, però a Parigi succede che ci sono dei grandi vaporetti dedicati ai turisti, dove i turisti possono salire con gli zaini, possono fare fotografie e possono vedersi la città. Noi costringiamo i cittadini di Venezia a convivere con le valigie dei turisti e a litigare con i turisti, a litigare un posto. Allora pensiamo a questa idea, i batomushi, i batobus dedicati ai turisti, in modo che i vaporetti siano dei veneziani che possono usarli per muoversi e per spostarsi e che i turisti possano avere un mezzo che permette loro di vedere e di fotografare la città al meglio. La città poi deve essere, la sfida è questa, la città deve essere il cuore del Veneto, ma di più il cuore del nord-est. Venezia merita di essere questo. Venezia e Mestre insieme sono una potenzialità fortissima. Un segno di questa attenzione alla possibile città metropolitana che dialoga con tutto il nord-est e attraverso il nord-est con l'Europa è questo polo dell'università che sta sorgendo in via Torino. Vuol dire che un ente come Ca' Foscari ha scelto di arrivare in terraferma, di costruire una sede importante là dove è possibile collegarsi con Padova, collegarsi col resto del paese, collegarsi con l'Europa. È un segno di attenzione a un'area metropolitana che deve essere di Venezia. E poi l'ultima cartolina, una cartolina verde. Tutte queste cose, tutte queste strutture, tutte queste politiche non si fanno in barba alla vivibilità della città, anzi. Venezia ha scommesso su quest'idea del bosco di Mestre, cioè di un polmone verde che circonda la città. Vuol dire che tutte le idee di progresso e di sviluppo passano attraverso anche un'attenzione alla sostenibilità. Questo polmone verde respirerà per la città, cioè ci darà aria buona, medierà rispetto al passato, che è un passato fatto anche di scempio dal punto di vista ambientale, e ricorderà a tutti che una città veloce, una città agile, una città con collegamenti deve essere anche una città sostenibile. Se succederanno tutte queste cose, credo che davvero fra una manciata d'anni sarà un piacere visitare Venezia e vederla così, e viverci da cittadini sarà ancora più bello.